Buonasera a tutti, io ringrazio per questo bellissimo incontro che mi onora tantissimo Padre Frisella, Padre Alberti e la segretaria Rosetta Mato. Personalmente dedico il mio recita a tutta la parrocchia. Un mondo nuovo, una luce che viene da uno spazio lontano, dà speranza al mondo. Notte di Natale, un dolce cammino verso la pace. Una lunghissima storia celeste da vivere nella profondità degli anni. Presente e futuro per i bambini, che saranno gli uomini di domani. Un piccolo albero con la mano dell'uomo e con un sorriso vero e sincero diventa grande come il fuoco della notte di Natale, che riscalda con tanto amore gli uomini. Quando ero piccolo, immerso nel mio silenzio, guardavo con estrema gioia le stelle. Adesso con gli anni dentro di me osservo sempre il cielo. Una stella vive nel mio cuore, mi dà la forza per affrontare la vita. Ma affascina l'umiltà del presente, un calore eterno, battito umano, cornice di speranza. Questa notte, in ogni spazio del mondo, esiste un paesaggio di pace. Si sente il dolce canto dell'uccello, bagna le mani dell'uomo. In questo giorno di luce, tutti insieme diamo un po' di respiro alla fede. In silenzio, dal buio esce una stella, illumina gli occhi che guardano il cielo. Domani ci sarà per tutti un mondo nuovo. Questa è la seconda poesia, è una poesia con la nostra lingua siciliana. Oggi è il Natale. Guardo un sorriso un cielo, a luce del tuo cuore va verso tutti i picciritti. Oggi è il Natale. Purisse da tutta la luce di stile, trasisse in renovazione. E in renovaggio silenzio tutti gli uomini hanno a capire che la pace e l'amore portano a servizio del mondo, non solo oggi perché è Natale. Grazie.